Siamo al Teatro Greco di Catania con il nostro fantastico gruppo di Musei Marchesi. Seconda edizione del Menanos Festival. Siamo vincitori quest'anno e ce lo meritiamo dopo tanta fatica. Abbiamo messo in scena, grazie a Salvo Valentino e la sua equipe e la nostra grande Angela Rovida, un'opera molto difficile. Bisogna capirla e bisogna conoscerla per entrarci dentro. Un'opera, senza voler parlare di attualizzazione, un'opera fantastica che è di Apuleio, Le Metamorfosi, l'asino d'oro. È un'opera senza tempo. Il fascino della curiositas, della magia, della capacità comunque di ritornare se stessi attraverso un aiuto che non può mai essere un aiuto terreno. Non per niente quest'opera è stata divulgata da Sant'Agostino. Io sono molto emozionata, davvero tanto emozionata, per quello che è stato quella è stata questa rappresentazione, per come i nostri ragazzi hanno reso nella dizione, nella scenografia e in ogni piccolo dettaglio, ivi compresa la grande interpretazione del nostro Nicolas non vedente nell'articolazione delle geometrie. Veramente un lavoro che merita il primo posto. Grazie ragazzi. Il Marchesi è di più!